Ti ricordi quando venivamo qui a Marghera? C'erano solo prati. Poi... Dovrei bere qualcosa. Ah, c'è la nostra fontanella, dove bevevamo sempre noi. Ti ricordi? Là. Tu volevi sempre bere lì perché l'acqua era fresca e limpida. Ti ricordi? Ti faccio vedere una cosa. Una cosa? Adesso vedrai. Guarda. Vedi? Silvia è felice. Ti ricordi? E come eravamo felici. Ti ricordi? Ma anche poveri. Sì, ma felici. Ti ricordi quando la suora mi ha detto: è una femmina, è bellissima. Ti ricordi la mia faccia? No. Io ero svenuta in sala operatoria, non ti ricordi? Già. Già, allora... non ti ricordi? No. No, no. Com'è Adelaide? Cosa c'entra Adelaide adesso? Niente. Com'è? Beh, Adelaide è una ragazza pulita. E poi è una ragazza semplice. Tutto qua. È bellissima quando si veste. Sì? Sì. Soltanto che lei di vestiti non ce ne ha. E ti piace anche così? Se solo andasse dal parrucchiere sarebbe come... sarebbe molto più bella di te. Eh? Cosa? Solo che non è te. Però Adelaide è felicissima lo stesso. Gli basto io. Perché lei non sa che cosa sono i soldi. Chi lo può sapere meglio di un povero? Cosa sono i soldi? È la più bella frase di questa storia. Ma va. Non so. Voi cosa ne dite? Sì, è bello, bellissimo! E non è finita, la storia continua. Guarda. Tieni, te la regalo. Sono qui da 10 giorni. Domani parto, torno a Milano. Vado via.